Premiamo Vittoria Bello e la professoressa che l'ha accompagnata. Viva! Passiamo al premio speciale Vittoria Serena ad Anna Murarotto. E quindi abbiamo qui con noi anche Daniele Costa, che è tra i fondatori e membri del collettivo Sottosopra, che premia Esther Lovascio, un attestato anche ad Antonella Portoghese, e qui sta arrivando anche il premio speciale Rita Dominianni. Abbiamo sul palco anche Mario Merigo e Thomas Tolin, menzione d'onore che sta arrivando. Allora, posso dirlo? Thomas Tolin. Grazie. Al di sopra di ogni aspettativa. Mi fermo qua. Adesso invece c'è la consegna del premio speciale intitolato a Giacomo Mazzarotti. Naturalmente ringrazio e sono molto felice di essere premiato a Castelfranco, dove c'è un conservatorio che ha una storia gloriosa, e poi non mi aspettavo di trovare sul palco dei musicisti, dei colleghi, e quindi sono più che felice. Grazie. E quindi adesso passiamo alla sezione Editi. Buonasera a tutti, io sono Luca Favaro, sono il vincitore della scorsa edizione del premio Prunola. Sono contentissimo di dare questo premio d'onore ad Antonio. Con la nuova sezione Poesia. Buonasera a tutti, il vincitore è Lodovico Balducci, ritira il premio la sorella Alberta. Grazie, io sono delegata perché mio fratello sta in Florida e mi farà molto piacere, vi racconterò di questa bella serata. Brava signora, complimenti. Sul palco, Giacomo, ci dovrebbe essere anche Cecilia Pegoraro e la professoressa Sabrina Favaro. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno letto i miei testi e mi hanno sempre supportato, perché grazie a loro se sono qui. Un applauso. Allora, ad annunciare il vincitore è la blogger Giorgia Gatto, che è qui. Buonasera a tutti. Allora, chiamiamo sul palco Danilo Battiroli per le sezioni inediti, premio Andrea Tralli. Sì, intanto ovviamente ringrazio Panda Edizione, gli organizzatori, gli sponsor e in particolare la giuria, visto che ha apprezzato questo mio libro. È una serata che non dimenticherò. Grazie. Allora signori, siamo arrivati alla premiazione di primo, secondo, terzo posto dei libri editi, che ovviamente è la parte più
attesa. Allora, al terzo posto premia Fabio Dalla Costa del Pastificio della Costa, Deborah Simeone. Deborah Simeone, scrittrice Mondadori. Al secondo posto del premio Prunola 2018, Emanuele Ponturo. Premio Alessandro Battini. Il titolo del libro è L'uomo isola, di Avagliano Editore. Bene, siamo arrivati quindi al vincitore assoluto del premio Prunola 2018 per la sezione libri editi. Ovviamente avete capito che è Silvia Ferreri con La madre di Eva, Neo Edizioni. Allora, Silvia Ferreri non è potuta venire, ha delegato un altro scrittore della stessa casa editrice, Carlo Vanin. Premiano il premio più importante del premio Prunola 2018 il presidente dell'Aion, Paolo Spolaore, e il presidente del Rotary, Pietro Bon. Signori? Prego. E niente, io volevo farvi il complimento perché siete stati veramente fantastici. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti e buonanotte.